A Feltre nel Bellunese, a Villa San Liberale, è tutto pronto per un weekend a favola con suite eleganti, area wellness con bagno turco, sauna finlandese e cena stellare. A Rovolon nel Padovano, al Parco Frassenelle, la pastora Francesca, di ritorno dagli alpeggi, volendo può insegnare a chiunque, grande o piccino, a radunare un gregge. Villa Roberti a Brugine, sempre nel Padovano, è pronta a far scoprire invece gli affreschi del Veronese, accompagnando la visita con melodie barocche. A Vicenza, a Barbarano Mossano, Villa di Montruglio, propone un appuntamento con la falconiera, mentre a Tiene si può fare yoga al castello. Giornate delle ville venete, tutte esperienze, ma sono solo alcune proposte nel weekend del 22 e 23 ottobre per scoprirle e viverle. Vogliamo far capire che queste dimore storiche in realtà sono delle case vive, per cui ci saranno delle esperienze che proporranno, alcune ville proporranno al visitatore di visitare anche quei luoghi solitamente chiusi al pubblico. È interessante pensare, ad esempio, ma dove vive la famiglia? Qual è il salotto della famiglia? Ma le camere da letto, come sono? E in realtà tutti questi elementi susciteranno la curiosità del visitatore, che si troverà in un contesto in cui l'offerta è tale da avere il dubbio di che cosa poter scegliere. Le offerte saranno tantissime, quello che vogliamo è proprio questo, che il visitatore sappia che a partire da questa giornata delle Ville Venete l'esperienza non si ferma, perché l'esperienza può continuare poi durante tutto l'anno. Un'occasione unica per vedere da vicino la magnificenza delle architetture concepite dal Palladio e dai grandi architetti del tempo, dal Brenta ai Colli Iberici, dal Terraglio al Veronese fino alle estreme propaggini del Friuli. Evento patrocinato da Ministero per i Beni Culturali e Regione Veneto. Perché c'è questa voglia di condivisione da parte vostra? Ma è il fatto di raccontare che questi posti che fino a 50 anni fa erano chiusi perché non c'era la cultura o la disponibilità o il cuore forse anche di comunicare e di interagire col pubblico, oggi per me è quasi parte della quotidianità. Vuoi i gruppi universitari, vuoi il gruppo di Berlino piuttosto che americano, loro vogliono sapere dalla proprietà cosa succede, qual è la storia, gli aneddoti, le date, non quello che possono leggere su Wikipedia o sui libri. E in quella giornata, quella di cui stiamo parlando oggi, che cosa si potrà fare qui? Ci sono i ragazzi della mia squadra che accompagneranno le visite e raccontando gli aneddoti che hanno sentito o da me stesso o da tutti i vari professori, della quale facciamo tesoro, perché ogni professore ha una sua interpretazione, una sua visione della rotonda, e sentir parlare il professor Barnes del CISA è sempre una grande esperienza. Si potrà anche fare yoga? Si potrà fare anche yoga in via del tutto straordinaria ad ottobre, ma generalmente alla rotonda ogni domenica da maggio a settembre alle 18 è aperto a chiunque. Tutte le esperienze sono prenotabili su giornatavillevenete.it.